Perché si discute oggi di Crispi? Perché si discute della storia d'Italia e Crispi nella storia politica e istituzionale dell'Italia unita è uno dei protagonisti. È uno dei protagonisti in quanto organizzatore della Spedizione dei Mille, è uno dei protagonisti in quanto parlamentare di lungo corso e poi Presidente del Consiglio in anni molto importanti tra il 1887 e il 1896. Crispi è l'uomo dell'unità. Riprende da Garibaldi questa idea che aveva appunto lanciato sbarcando in Sicilia a Marsala, Italia e Vittorio Emanuele, un'idea di unità guidata dalla consapevolezza di fare dell'Italia anche un soggetto della politica internazionale. Una lunghissima carriera politica, Crispi arriva al governo soltanto alla fine della sua carriera perché è un personaggio controverso, è un personaggio che ha un'alta autostima, come si direbbe oggi, è un personaggio molto capace, ma anche per questo motivo anche difficile da connettere, rapporti molto difficili sia con gli amici, cioè gli altri uomini della sinistra storica, sia anche con gli avversari politici, quelli della destra storica. Un'interessante iniziativa oggi che parla di un riberese, Francesco Crispi, insomma anche di grande statura nazionale, anche lei dà il suo contributo al dibattito. Io ritengo che ci sia finalmente l'occasione per scoprire Francesco Crispi. Personaggio definito controverso e contraddittorio, ma quando lui ha assunto le cariche più importanti a livello istituzionale da Presidente della Camera, ancora le tracce di quello che è stato il lavoro di Crispi è ancora vivo. Ascoltando poi illustri relatori, la quotidianità di Crispi nelle cose, quando da Presidente del Consiglio per quasi 10 anni ha dato una svolta fondamentale a quella che è l'unità dell'Italia. Crispi mazziniano nasce, garibaldino sostanzialmente, vorrei fare una riflessione, Garibaldi sbarca in Sicilia grazie a Crispi, monarchico, ecco la contraddizione. Perché si è reso conto che il sistema che andava per la maggiore in quel tempo era il sistema anglosassone, che prevedeva sostanzialmente il bilanciamento di due partiti alternativi con la garanzia costituzionale della monarchia. Oggi forse è più attuale il pensiero di Crispi che di quei politici illuminati che oggi non esistono più.